Roberto Marcato, soddisfazione per questa legge che è passata tra l'altro all'unanimità con qualche incertezza all'interno della maggioranza sull'emendamento IRAP, però poi l'accordo generale per una legge che fa bene al Veneto. Sì, sono molto soddisfatto perché in realtà questa è una legge che io ho costruito assieme alle imprese, quindi è una legge che volevano le imprese e che aspettavano da tempo le imprese, quindi abbiamo dato una risposta importante al nostro tessuto produttivo. Devo dire che non avere nessun voto contrario su una norma come questa è un successo davvero straordinario e dimostra anche una certa maturità della classe dirigente della nostra regione. Sul tema dell'IRAP, insomma, lì credo che siano un po' schermaglie da pre-campagna elettorale che non destano nessuna preoccupazione. Una legge che arriva al momento giusto, un momento difficile per le imprese. Ci sono 45 o 47 milioni di euro a disposizione di grandi imprese che vogliono investire in Veneto. Come funziona e a chi è diretta? Allora, la legge si rivolge alle medie imprese e abbiamo voluto farla perché il Veneto ha un tessuto produttivo fatto da una miriade di piccole e micro imprese, però è del tutto evidente che una economia avanzata, matura, ha sia la piccola che la media che la grande impresa. Noi abbiamo voluto dare spazio anche alle medie imprese e è rivolto quindi a loro, a tutte le imprese che sono fuori Veneto, quindi sia in Italia che nel resto del mondo. Una parte sono prestiti a tasso agevolato, di cui metà addirittura a tasso zero, e una parte invece a fondo perduto. C'è un abbattimento di una percentuale di IRAP, ma la cosa più importante è che noi, attraverso degli accordi di programma fatti con le imprese, riusciamo a prendere per mano l'impresa e ad accompagnarla a investire nel nostro territorio, che è la cosa che le imprese chiedono di più. A Rovigo ZLS è stata prorogata, anche lì c'è bisogno che le imprese si facciano avanti. Ecco, lì c'è bisogno anche che però il sistema territoriale si dia una mossa, serve che i comuni siano a loro volta promotori della ZLS, che lo facciano le associazioni di categoria, che lo facciano il sistema sindacale, le parti sociali, cioè ognuno deve fare la propria parte. Oggi è anche un giorno in particolare importante, è atteso il decreto sul caro bollette, ma è un po' in discussione tutto l'impianto energetico del nostro paese, dal gas, dalle forniture, dove prenderle, ma soprattutto torna in auge l'idroelettrico. Su questo versante siamo di fronte a un momento anche di confronto con l'Europa per le regole del gioco. Il Veneto come è messo e cosa può fare in questa direzione? Si può potenziare questo ambito? Allora, noi la parte idroelettrica, siccome siamo abituati a fare i compiti per casa, noi abbiamo sfruttato praticamente tutto quello che c'era da sfruttare. C'è qualche revamping da fare, ma poco altro, perché il Veneto comunque la sua parte la fa, lo ricordo magari a qualche altra regione che invece così non è. Adesso c'è una grande discussione sulla proroga delle concessioni. Io so che Roma è refrattaria ai territori, però io spero che ci sia la consapevolezza di un confronto vero con le regioni, altrimenti potrebbe diventare motivo di tensioni che nessuno vuole.